Nell'anno del 700° anniversario della morte di Marco Polo, l'eredità dell'esploratore veneziano diventa un invito al viaggio verso Oriente, una meta, anzi una serie di mete che hanno affascinato oltre 500 bassanesi presenti in sala da ponte per un incontro organizzato da Canilviaggi. Il grande ospite della serata, mi piace definirlo il Marco Polo dei giorni nostri, Mario Cimarosti, uno scrittore, viaggiatore, documentarista, ha presentato la sua esperienza ultraventennale. Bassanesi e non solo, dunque, sedotti dal misticismo e dal mistero dell'Oriente. Insomma, il trend per il 2024 è tracciato, ma parlando di viaggi, com'è stato l'anno che ci siamo lasciati alle spalle? È stato un anno fantastico, nel senso che per quanto riguarda la nostra realtà, ma penso che possa essere paragonata anche a quasi tutte le realtà del territorio, abbiamo assolutamente pareggiato, se non superato, i numeri ottimi del 2019, quindi la ripartenza, non si può più parlare di ripartenza, ma si può parlare di siamo tornati ai ritmi di un tempo. Teniamo presente che nel mese di dicembre, su una stima approssimativa, abbiamo fatto viaggiare circa 2500 persone. La meta da sogno qual è? Beh, allora, chiaramente da ieri sera la meta da sogno è l'Uzbekistan. Una delle mete che è tornata, che è venuta assolutamente di moda nel 2023 e abbiamo riproposto in ben 2 date 2024 è il Giappone.